Mense e banchetti nella Udine rinascimentale. Un percorso attraverso le scoperte archeologiche ed il ricco patrimonio culturale della città di Udine. Cibo, libri, suppellettili e rituali di nobili friulani tra 400 e 500. Sala 1. È un ricettario, il primo libro stampato in Friuli. I primi ricettari moderni di cucina risalgono al XIII-XIV secolo. Le limitate testimonianze manoscritte riguardano tutte le cucine delle corti e delle casate signorili, mai quella popolare, e presentano una suddivisione in base ai tipi di alimenti. In Italia, a metà 400, si afferma il Libro de Arte Coquinaria, testo innovativo in volgare del maestro Martino da Como. L'umanista Bartolomeo Platina, che conosce il cuoco Martino, frequenta lo stesso ambiente della curia romana e ha condiviso con lui molti esperimenti in cucina. Pubblica le ricette di Martino in un testo, in latino, che tratta di culinaria, ma anche di dietetica e igiene alimentare e che diventerà un bestseller di fine 400. Questo sarà il primo libro stampato in Friuli, a Cividale, nel 1480. Le case delle persone povere e le case dei nobili erano molto diverse. Le cucine dei poveri erano semplici. C'era una sola stanza per cucinare e per mangiare. Le case dei nobili, invece, avevano tante stanze. Alcune stanze molto grandi venivano usate per fare pranzi e cene importanti. In cucina lavoravano molte persone. Ad esempio, c'era una persona che metteva il cibo nei piatti, c'era una persona che si occupava solo delle carni e altre persone che lavavano e sistemavano la cucina. Tutti dovevano obbedire al cuoco. Alcuni esempi dell'attività artigianale si possono riconoscere negli scarti delle varie fasi di lavorazione provenienti dalla fornace di Via Brenari, dove si osservano esemplari con la stesura dell'ingobbio bianco, altri con la decorazione a graffito e l'applicazione dei colori con il rivestimento vetroso. O ancora i resti di una conceria, cavicchie ossee di bovino provenienti dagli scavi del 2013 in piazza Primo Maggio, eliminate dopo il trattamento e la concia delle pelli. Sala 4. Una nuova città. La Sala 4 ha un allestimento e una disposizione particolare ed articolata. In fondo alla sala, infatti, sono proiettate sul pavimento, da una parte, sequenze di immagini degli scavi condotti in città negli ultimi 30 anni. Palazzo Savorgnan, Palazzo Otelio, Casa della Contadinanza, Residenza Palladio, Castello, eccetera. Dall'altra la città con l'ubicazione delle aree conventuali, artigianali, commerciali e le cinte murarie di epoca rinascimentale. La sala infatti conclude il percorso della mostra che conduce attraverso il rituale del banchetto dei nobili friulani, per illustrare un periodo che ha marcato la città di Udine per la sua abbagliante ricchezza.